Buonasera a tutti e benvenuti a Tre, il podcast di Sarnia Gold dedicato ad arte, cultura e intrattenimento. Io sono Michele De Montis, come in regia c'è Roberto De Sì e oggi abbiamo il piacere di ospitare Sabina Scattu. Ciao Sabina. Ciao Michele. Sabina è maestra di ricamo, è divulgatrice e autrice di questo interessantissimo volume Floris Alestis, Fiori selvatici della Sardegna, dedicato all'arte del ricamo ma anche un po' alla consapevolezza sull'importanza della nostra natura. Ce ne vuoi parlare? Sì, hai detto bene. È un manuale per il ricamo, per le ricamatrici, ma non solo, anche per chi è appassionato di botanica, come lo sono io, in maniera molto semplice. Ci sono dei piccoli studi, sono 7 fiori della nostra campagna, fotografati, disegnati da me a mano libera e poi ricamati. E quindi le ricamatrici o comunque chi vuole avvicinarsi a quest'arte oppure anche al disegno, alla pittura, può prendere spunto da queste foto, da questi disegni e creare un qualcosa di artistico oppure anche soltanto qualcosa di piacevole e di bello. Tra l'altro un prodotto editoriale, se mi passi l'espressione, è molto interessante, molto inusuale, che dà la possibilità da un lato di acquisire importanti nozioni, di godere anche della bellezza delle immagini, anche di avvicinarsi a un'arte importante come quella del ricamo, che come dicevamo in apertura di puntata tu insegni. Sì, sì, questo nasce proprio come manuale per il ricamo, infatti ci sono tutti i consigli a partire dai tessuti, gli aghi, i fili, tutto quello che concerne l'arte del ricamo e quindi per le ricamatrici esperte, anche meno esperte, comunque ci sono tutti i consigli per approcciarsi a quest'arte. È un'arte molto bella e qual è la situazione, qual è la condizione attuale dell'arte del ricamo nella zona di Cagliari, nel sud della Sardegna? Noi sappiamo anche che tu sei presidente di un'associazione Musciurida, Telaio a cielo aperto, che è nata proprio con lo scopo di mantenere in vita queste arti antiche che fanno parte della nostra storia, della nostra identità e che purtroppo sono a rischio di scomparsa. Sì. Sappiamo quanto è importante l'artigianato in Sardegna, sappiamo che basta che si salti di una generazione, l'arte artigiana si perde Sì, definitivamente. sì, questo. Il ricamo in Sardegna è prevalentemente sotto forma di abbigliamento, gli scialli che conosciamo bene, gli abiti e sicuramente anche i corredi. Tempo fa, ecco, parliamo di tanto tempo fa, adesso non sono più in uso e quindi c'è la difficoltà di fare da tramite tra il passaggio tra diciamo, la tradizione, quindi il ricamo tradizionale e quello più moderno. Quello che effettivamente io mi insegno in genere anche a Musciurida oppure comunque nelle altre associazioni con cui collaboro. Il ricamo moderno, quello che io prediligo è quello dei fiori con la tecnica del punto pittura, che è una tecnica particolare che richiama proprio le pennellate di colore dei pittori e quindi cerco di avvicinare il più possibile anche le ragazze più giovani, i ragazzi, perché non dimentichiamoci che in Sardegna abbiamo tanti ricamatori che si approcciano a questa arte molto molto bene, ce ne sono tanti e quindi divulgare e far conoscere quest'arte non più come un passatempo da vecchie nonne ma da persone che hanno voglia di cimentarsi con acqua e filo e creare qualcosa di bello. Un'arte creativa vera e Un'arte propria. creativa vera e propria, come lo sono la pittura e poi il ricamo è una cultura artistica
artistica, del bello. Tanti nei secoli passati, tanti pittori, tanti disegnatori hanno creato modelli per il ricamo, e quindi dobbiamo sfatare questo mito del ricamo solo per la tovaglia o per il Sì. centrino. La zioda seduta a Sì, bordo strada. Sì. sì, che è una cosa molto romantica, molto No, per bella. carità, ci sta. Certo, perché ci appartiene, è una cultura che ci appartiene, quella i miei genitori arrivano da Gairo, un paese dell'Ogliastra, dove ci si riuniva specialmente le sere d'estate, chi con l'uncinetto, chi con la maglia, chi con il ricamo, a lavorare insieme, a chiacchierare. Lì si rideva, si scherzava, si raccontavano le storie. Ecco, e come hai appreso l'arte del ricamo? Qual è stato il percorso che ti ha portato a diventare maestra di ricamo? Allora, prima di tutto ho sempre avuto una grande passione, prima di tutto per la maglia e l'uncinetto, poi mia mamma mi ha dato i primi insegnamenti di ago e filo con il punto erba, i primi lavori. Poi, È una tradizione di famiglia che... No. Mia mamma si è ricamata semplicemente come si usava tempo fa, il suo corredo. Non era una grande esperta di ricamo. Poi io nel corso del tempo ho perfezionato, sono stata incuriosita, avendo anche avuto l'esperienza di lavorare in una merceria, quindi i fili sono diventati il mio pane quotidiano, e quindi poi mi sono appassionata. Un grande amore per il ricamo, per tutte le sue tecniche, le varie sfumature, quello della tradizione che ho appreso andando a fare corsi di ricamo tradizionale, ho realizzato degli scialli, quindi è una grande passione. Dicevi, ci sono al giorno d'oggi molti giovani, sia ragazze che ragazzi, che Sì. si approcciano all'arte del ricamo. Sì. Si occupano principalmente di ricamo moderno o c'è una riscoperta del ricamo tradizionale? Sicuramente c'è una grande riscoperta, anche nei gruppi folk per esempio si approcciano diversamente, c'è molta ricerca, ecco, questo sì, nella tradizione, quindi una riscoperta di quello che era l'abbigliamento, e per quanto riguarda la modernità, le ragazze giovani, tante anche maestre, si approcciano appunto con i quadri, insegnano molte tecniche dalla pittura al ricamo come faccio io, ecco. C'è una visione diversa, molto artistica del ricamo e anche del lavoro col filo. Tornando al tuo volume, Floris Arestis è un risultato di un lavoro sinergico che ha visto non solo il tuo impegno, ma anche, possiamo dirlo, di tuo marito Sì. Luca Fiscariello, Sì. e anche di un agronomo. Sì, di un agronomo, Gabriele Casu, che mi ha fatto la prefazione e che ha sintetizzato in poche parole quello che è la riscoperta dei fiori selvatici, la loro importanza, e quello che sono le impressioni di una persona che, perché questo libro nasce dalle mie passeggiate nella zona in cui abito, vicino a Poggio dei Pini, il Rio San Girolamo, la zona sotto le montagne di Capoterra, dove questi fiori crescono indisturbati, e quindi E c'è anche il contributo di un giovane fotografo di talento. sì, è vero, Daniele De Sì è un giovane fotografo che che collabora con me e mio nipote, che comunque ha questa passione per le foto e soprattutto le foto dei fiori. È molto bravo, e quindi anche qui vedi ci sono tante sinergie e tante nuove possibilità, ecco, in questo libro, perché c'è l'osservazione della natura, il rispetto, la fotografia, il ricamo, il disegno. Quindi è un libro che... Un libro completo, completo, che affronta spero. l'arte, che illustra l'arte del ricamo a 360 gradi. Sì. Ecco, a tal riguardo vorrei domandarti che cosa
ti ha spinto a creare Floris Arestis, a chi si rivolge? Allora, è stata era, diciamo, tra virgolette, un mio sogno quello di poter comunque stampare e vedere realizzate tutte quelle foto che comunque Toccare avevo con fatto, mano. toccare con mano. La copertina è un ricamo, è un quadro che è stato da me ricamato e quindi si prestava molto bene a quello che è il discorso che volevo affrontare, quello proprio del ricamo botanico, che è una mia passione e che comunque insegno anche alle mie alunne. E dicevamo prima, la tua attività di maestra di ricamo non è un'attività a sé stante, ma è parte di un percorso più ampio Sì, di riscoperta dei saperi tradizionali, dell'artigianato, del contatto con la natura, del nostro anche retaggio culturale. Finalità che hanno trovato un contenitore, diciamo uno strumento nell'associazione Mushurida. sì. Ce ne puoi parlare? È un esperimento molto interessante che avete portato insieme avete portato avanti insieme nel corso di questi anni. Sì, Mushurida è una parte importante di questo percorso perché ci dà l'opportunità di incontrarci, di mettere insieme le nostre conoscenze e di conoscere e di rivalutare quello che era la vita rurale. Abbiamo un piccolo orto, oltre che appunto cimentarci nelle arti di filo, nella maglia, nell'uncinetto e nel ricamo, portando quello che abbiamo intorno, quello che vediamo. Abbiamo un bel giardino fatto di tanti fiori arestis, cioè molti fiori selvatici, pochi fiori coltivati, e da cui prendiamo molto spunto per i nostri lavori. Tra l'altro, breve inciso di carattere personale, passavo qualche giorno fa di fronte a uno dei tanti cantieri lasciati in condizioni pietose e ho visto questi fiori selvatici che sono cresciuti sopra questo mucchio Ecco. di sabbia, hanno ingentilito lo squallore di quel cantiere Ecco, sì, abbandonato. hai detto bene, ingentilito, perché trovo in questi giorni si sta parlando tantissimo di agricoltura, si sta parlando tantissimo di rispetto per la natura, però anche questi campi incolti, io trovo sempre che comunque abbiano una bellezza e un'utilità. Perché comunque ricordiamoci che tengono saldo il terreno, hanno tante particolarità che non è solo, ecco, quel campo che non è coltivato. C'è anche, Certo. c'è anche quella, può essere coltivato, può essere reso, diciamo, Sì, migliore. Il c'è terreno, differenza tra un campo selvatico e un campo disseminato di macchine distrutte, ecco, ecco. Ecco, o dei sacchi ricordiamoci che poi dell'immondezza. questi fiori comunque nascono lo stesso, quindi ci dicono che loro sono belli tenaci, Belli belli resistenti. resistenti, sì, e ci danno sempre un esempio, ecco, di grande, almeno a me, di grande forza, ecco, sono semplici però belli tenaci e riescono a resistere. Ecco, magari possiamo dire che siamo arrivati nell'epoca giusta per poter parlare di un ritorno alla dimensione rurale, perché magari se pensiamo alla dimensione rurale del passato, dalla fine dell'Ottocento, metà del Novecento, era fatta di tanti disagi, tanta fatica, condizioni di vita molto, molto dure, ma oggi con le strade e i mezzi di comunicazione, con la stessa internet, Sì. abbiamo la possibilità, forse per la prima volta, di riappropriarci della dimensione rurale, traendone ciò che di bello ci può offrire. Sì, 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 sicuramente. Abbiamo sicuramente i nuovi mezzi di comunicazione ci aiutano in questo senso, anche proprio a trasmettere le foto, sono un qualcosa di molto significativo. Ecco, con i nostri telefoni riusciamo, le foto del libro sono state realizzate tutte con un semplice telefonino, senza grandi macchine fotografiche. E quindi
riavvicinarsi anche alla natura con questi mezzi, con la comunicazione, sono delle cose molto importanti che in questo momento abbiamo sotto i nostri occhi, ecco, in questo frangente. E prima di iniziare questa conversazione mi facevi riferimento alla Corporazione delle Arti e dei Mestieri. Sì. Ce ne puoi parlare? Sì, è una corporazione, è un'associazione di categoria che raggruppa le insegnanti di ricamo da tutta Italia. La presidente Adriana Armanni ha collaborato anche alla stesura di questo libro con consigli e siamo tante, adesso siamo quasi 30 da tutta Italia, ognuna porta la sua tecnica di ricamo, il suo bagaglio culturale nel mondo delle arti di filo e le trasmette alle altre. Abbiamo dei convegni, ci si vede online perché giustamente abbiamo tanti chilometri di distanza e cerchiamo di collaborare insieme. Uno dei nostri motti è il valore del gruppo. Perché, tra l'altro immagino che di regione in regione l'arte del ricamo conosca delle differenze importanti. Sì, importanti, sostanziali, quindi lo scambio della diversità di alcune tecniche, di alcuni punti, sono un arricchimento culturale per tutti e anche personale, perché comunque si sono create delle amicizie, si sono create delle collaborazioni non indifferenti, quindi essere insieme e portare avanti il valore del ricamo come arte che deve essere insegnata raccontando la storia di ogni punto, raccontando le opere d'arte che si sono perdute nei tempi, cioè è un qualcosa di veramente molto importante. E in queste settimane ha iniziato il ciclo di presentazione di Floris Arestis. Qual è stata la reazione del pubblico? Guarda, devo dire una piacevole sorpresa, perché pensavo, ho detto, un libro di ricamo, di disegni di ricamo, magari non interessa. Invece ho visto molta partecipazione anche nella prima presentazione a Poggio dei Pini nella biblioteca. Tante persone che hanno partecipato, alcune che non conoscevo, e mi hanno detto, mi ha fatto venire voglia di ricamare, e questo per me è una cosa... Dovrebbe essere il fine ultimo, no? Di Floris Arestis. Sì, molto, molto piacevole, sì. Beh, certo. E quali sono i prossimi progetti tuoi personali e della tua associazione? Allora, quelli in corso? Sì, allora abbiamo dei progetti solidali, come per esempio una coperta dialogo di filo che stiamo portando avanti con le nostre socie. Stiamo creando dei quadrotti in maglia che vanno a comporre delle coperte e a breve ne avremo una quantità discreta e riusciremo a consegnarle a qualche ente benefico per, speriamo di riuscire a farle arrivare a, diciamo, profughi o comunque in situazioni di emergenza, di disagio. Le coperte portano un messaggio di pace, un messaggio di creativo, un messaggio di speranza, ecco, per questo si intitola così. Poi sto pensando, sto realizzando altri lavori, e poi con Musciurida stiamo facendo dei progetti per quest'estate. Speriamo, insomma, se ci può seguite fare qualche anticipazione? Non posso. Ok. Non posso, più che altro perché c'è una collaborazione con altre enti, però sempre legati alla natura e alla possibilità di ricreare con il filo alberi, fiori in un bel posto, ecco, che nel nostro territorio. Bene, quindi insomma arte e creatività, artigianato sono elementi che nella vostra attività si
si sommano Sì, e danno vita a un prodotto, a un esito finale. sì, sì, sì. Bene, grazie Sabina, Grazie a te Michele, grazie a tutti. grazie ascoltatori, grazie a Roberto De Sì in regia e ci vediamo alla prossima puntata di 3, la rassegna dedicata ad arte, cultura e intrattenimento di Sardegna Gol. Buonasera a tutti.